Eccoci qua. La 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 la. Siamo qua. Siamo qua. Ok, ciao Davide, ciao Dark, ciao Pep, ciao Davide, ciao Rocco, ciao Federico, ciao Francone, ciao Brichese, Bartolucci, Gasperini. Oggi titolo dedicato al cavallo pazzi agi, ragazzi. Titolo per agi. Ok. Buono. Adesso operazioni preliminari, che Michelotto conoscente ai preliminari ci agita. Ciao Zincaro. Ecco il Michelotto, il piccolo Amedeo, ragazzi. Nella vita ho visto tante cose, Zio Michelotto, ma Michael niente come il Franconi, porca. piccolo Amedeo, un uomo che fa della bellezza Piccolo un'arma di Amedeo, seduzione ragazzi. abbordabile. Ecco, Giangrosso, e quando c'è Giangrosso siamo tutti più laziali Gianpiccolo. E niente, dai. E meno male che Dayman c'è. Ok. Buono. Sento due Kumenda. I Kumenda si sviluppano nell'area. Allora, andiamo a vedere un attimo se ma il Kume è rinnovato poi il porco lodro. Ah, la proroga è stata accettata. Molto good. Intanto c'è la cessione di Sidoti. No, scherzo. Sidoti incedibile. E Pep al Santos. Pep al Santos. Pep. Ok. Barocco. Il bel Barocco. Un uomo che sussurra tante cose belle. Zincaro ancora espulso. Rientra il piccolo Api. Bartolucci che ha preso tutto. Ha preso le redini. E ok, dopo il resto lo facciamo in partita. È un campionato veramente iniziato in maniera particolare, curiosa se si può dire, se me lo permettete. La classifica vede il Sassuolo primo, la Juve seconda e il Chievo terzo. Le big stentano un po', i campioni d'Italia del Venezia sono quinti, a 3 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dalle spalle. Andiamo a vedere intanto un attimo la classifica assist, che vede Gatto con 2 assist, il Bode 2 assist. Siamo ancora tutti un po' così. Siamo tutti un po' così. Vediamo la classifica goleador. Veneziano 4 gol. E ok, poi tutti a 1, tutti sti porchi qua lodri. Ok, eccolo, Gai, c'è. Ma ragazzi, ma qua, cioè, non c'è ancora Agi, gli ho dedicato canzoni, bandiere o cose. Adesso mi deve umiliare Agi prima di tornare al cospetto del Cume. Ma io posso fare tutto, posso anche, come si dice, inginocchiarmi davanti a lui e pregare il piccolo Agi di tornare da noi. Perché un mondo senza Agi è come un Eyman senza pene, inutile. Ok, allora, andiamo a vedere la formazione. Ecco qua, Tognin è morto, la morte di un uomo. La morte di Tognin. Allora, mettiamo Terence. Poi abbiamo Francone che può prendere il posto di un Bode. Porco lodro. E mettiamo anche Barocco per Veneziano. Mi sembra cosa buona e giusta. Poi c'è Pep che si può mettere Pep. Così facciamo rifiatare coso. E voglio mettere Mencarelli una partita. Così vediamo come è tornato dalla parentesi laziale l'uomo che sussurra le merde. Ok, allora. Non scherziamo. Ecco Regio. Mencarelli. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal Vediamo cosa combina Mencarelli. Gli do una chance. Deve veramente far Oggi si bene, affrontano Bologna Però e intanto Venezia. Agi non Io c'è. sono Vai, Fabio Caressa. ragazzi, Qui con me concentration, c'è please. Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici. Oggi abbiamo una squadra un po' rimaneggiata, ma serve anche questo per far rifiatare un po' i Effettua un big, cross dalla tre perché quarti. Mencarelli non può essere Trova un la big, anche giocata se fa nello 99 spazio. gol. Mencarelli è solo un Cerca uomo inutile, spazio. che però Colpisce il ha pallone. un bel faccino. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci. Bartolucci, ci vorrà un po' per togliere la fascia a Bartolucci, Bell'intervento. L'arbitro dice che non è fallo. Ottimo Occhio. intervento. Ha visto il pericolo Barto, ed è riuscito ad per anticipare Lucci. l'avversario. Terence, bravissimo Terence che la dà a Barocco. E Barocco, come al solito, si fa inchiappettare perché a Barocco piace il cume, ma piacciono anche i pali. Ottimo il fraseggio. Vuole la profondità. Ok, Giangrosso.
Occhio, può andare. Il presidente, attenzione, succede l'infinimondo. Giangrosso la spazza per Mencarelli. Guardatelo, il traditore che deve riscattare tutto. Mencarelli, guardatelo, guardatelo. Con la testa bassa, in silenzio. Poli la gioca a sinistra. Mito, rinvio di Mito con le mani per Michelotto, il Mauri. Francone prova a lanciare Barocco. Barocco di testa per effetto Serra. Prova un traversone dalla tre quarti. Occhio. Prova il filtrante. Queste situazioni in cui c'è superiorità Terence. numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a saltare il centrocampo. Ecco il lancio. Attenzione il presidente, però attenzione, la rinvia male. Deve concludere. Mamma mia Mito. Mamma Mito. Taider. Attenzione. No, è regolarissima, ma dai. Chiaramente il dischetto. Ci sarà il Mi tiro dispiace, da non è mai fallo. Sidoti, devi riconquistartela, Sidoti. Scandaloso, non era per niente fallo Michelotto, addirittura ammonito. 1-0. Inizio disastroso di Il live. portiere ha intuito la traiettoria del tiro, ma non è comunque riuscito a pararlo. Perché non c'è Agi. No, Agi no Il parti. risultato si sblocca 1-0. Si sono Raga, impegnati concentrazione e però, hanno Michelotto. trovato il vantaggio. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro va a dirgli due parole. E qui forse poteva anche dire. I campioni d'Italia fanno fatica. Mauri. Per Giangrosso, no, Giangrosso. Si libera la grande. Cerca spazio. Petkovic. Può cacciare a rete. Prova la giocata nello spazio. Ok, Barocco. Tocco Barocco rapido. per Francone. Poli la gioca in profondità. Bravissimo. Niente da fare. Facciamo fatica. Si fa fatica, raga. Si fa una gran fatica. Gol. Mamma mia. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Il presidente. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. L'Arcangelo. L'Arcangelo ci prova! Fuori di un soffio. Quasi sfiora il palo di sinistra. Buon tentativo comunque il suo. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava Michelotto solo vuole una essere levato. fortuna. Michelotto vive. Quando Michelotto fa ste robe lo sappiamo com'è. Lungo Comincia passaggio. a autoaffliggersi e distruggersi. Cerca spazio. Siamo in difficoltà comunque, ragazzi. Anche monito Michelotto. Però Cerca sprecare di un cambio per un sfruttare lo mediano. spazio. Traversone in arrivo. Occhio. Ed è autogol. E c'è il gol. Autogol di Pep. L'autogol è sempre frustrante. Debutto per chi lo fa. scioccante di Pep nel nostro calcio. Mamma mia. Autogol di Pep. 2-0. Baratro puro. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Mamma mia, ragazzi. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi Michelotto. di gioco e la capacità di ripiegare Michelotto quando per è Barocco. necessario sono Barocco! le migliori qualità Barocco! di questo giocatore. Non ci credo. Non ci voglio credere. Male. C'è Fallaccio. fallo. Era una Senza Asi situazione non di si pericolo vince. E sono stati costretti a risolvere il C'è il problema presidente con un che fallo. tira. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. Guarda, Posizione facciamola limitante, passare il potrebbe presidente. anche provare una conclusione diretta. Non ci Chiuso dal credo. difensore. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ma dai, L'arbitro mamma segnala mia. giustamente la posizione irregolare. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinee ha alzato Disastro, la un bandierina. 2-0 micidiale con Pep che fa autogol e non lo sento in Virgil chat. van Voglio Dijk. capire che succede a Pep. Un inizio un po' curioso. Poli. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Tocco preciso. Ci mancano tutti i tiratori su Il gesto punizione tecnico. poi.
sulla fascia. Fa quel che vuole il Bologna. Qui deve tirare. E il portiere dice Mito di ci no. salva dal baratro. Terence sbaglia anche Terence, irriconoscibili campioni Primo d'Italia. tempo che finisce qui. È stato un brutto Mandiamo un primo messaggio tempo. privato Anche ad Agi l'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo per tempo far le capire ad cose Agi migliorino. che vogliamo bene ad Agi. Dove Agi? Non riesco a beccare Agi. Cazzo sta Agi. Agi, come facciamo senza di te, Agi? Sono pronto, guarda, a fare qualsiasi cosa per avere il nostro piccolo Agi con noi. Ultimo accesso alle 21:47. Ci manchi, Agi. Un abbraccio. Il cume. Uno stronzo biblico. Ok. Ecco Tognin. Malissimo, ragazzi, entrare subito a veneziano. Forse troppo turnover, non lo so, però disastro. Mencarelli non si è mai visto, veramente Mencarelli ha chiuso. E l'ultimo devo tenerlo, Michelotto, non posso toglierti. Vai. Vai. Non c'è Agi Kume, basta, Agi se ne va. Molla lo zoccolo duro Agi. L'Arcangelo è ufficiale adesso, Agi lascia lo zoccolo. Fallo, calcio di punizione. Agi è andato. Agi ha ufficialmente rescisso con lo zoccolo. Sono abbastanza scioccato, ragazzi. Non ho neanche voglia di continuare la chat, sinceramente. C'è la diretta, veneziano. Veramente sconfitta clamorosa col Bologna e Agi decide di rescindere. Petkovic. Passaggio in avanti. Veneziano, mamma mia. Safir Teder la butta in mezzo. Il disastro in questa veramente inizio di live è dir poco disastrosa. Ditino. Alexandro, mamma mia. Mi fa quasi piangere leggere Agi, perché trovo che se ne vuole andare così. Uno dello zoccolo duro che ha un fondatore. Pep, l'autogol scandaloso di Pep. Palla allontanata senza troppi complimenti. E hanno sfiorato il gol. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di 0. Sono sconvolto. La squadra è già un po' cambiata con i titolari. Però decidono di giocarla all'indietro. Io non credo che si aspettassero di dover cominciare il secondo tempo in una situazione così negativa. Però hanno 45 minuti davanti per dar tutto quello che hanno e almeno uscire con la maglia sudata. Cerca lo spunto, ci prova. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Buono il cross tagliato. Dov'è Agi? Dov'è Agi? Ho bisogno di Agi. Uno dei migliori della stagione. E Agi se ne vuole andare. Ha già un contratto con il Mangiami la Patata Football Club. Dai, cazzo! L'Arcangelo, madonna, anche l'Arcangelo. Però, madonna, al posto degli ali c'ha un pene, Dio santo. Mamma mia, dai ragazzi, Agi è tornato. Agi è tornato, svegliate, che è tornato il rumeno, il cavallo pazzo, anche il titolo c'ha. Ha tutto Agi ormai, è diventato il boss. Ma vaffanculo, dai, cazzo, dai! Dai! Dai ragazzi, adesso per piacere, tutti insieme, con Agi. Eccolo qua, guardatelo anche in posa, guardate la posa, c'è anche in posa, ragazzi. È anche in posa, Agi vuole prendersi tutto. Agi. Peccato. La squadra è un po' migliorata con i cambi, però veramente perdiamo l'imbattibilità con una squadra di cioccolatai obesi. Proviamoci almeno. Michelotto, un rigore inesistente, un autogol di Pep. Stanno condannando il Venezia alla prima sconfitta in stagionale, però, Dio, madonna. Provano a ripartire da dietro.
Mai giocato così male. Ma Fischio porca... dell'arbitro e fallo. Dai ragazzi, dai. Perché Francone 40? No, scusa. Ah, ok. Lo so. Ma perché Polema? Ma Polema non era squalificato. Ah, bene. Cioè, leggo Agi ma non è Agi. Leggo Eyman ma non è Eyman. Grazie, beh, bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Ma dai, Pep, madonna. Dov'è Pep? Scrivi Pep. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Allora, si va a perdere una partita così. La palla è uscita, sarà rimessa laterale per loro. Alexandro. Per il Cume. Il Cume Cerca per Pepe, devi riscattare almeno con un assist. Prova il cross in aria. E c'è il gol! E c'è il gol di Francone su assist proprio di Pep. Si sveglia Pep. Bravo Pep, finalmente qualcosa di utile da parte di Pep. Bravissimo, tiki taka, fa un bel assist, Francone la sigla. Dai ragazzi, crediamoci per Eyman che scrive che non c'è ma c'è. Dai cazzo. Dai raga, voglio l'imbattibilità ancora. Terence, effetto Serra, è entrato Gai, cambia tutto. Veneziano. Prova il filtrante. No, niente da fare. Fuori gioco di Francone, il pene in fuorigioco. Il tocco di prima. Anche Francone non vedo, non lo vedo in chat, non vedo nessuno, non vedo. Poli. 81esimo, manca poco però, francamente manca poco, ma qua Agi la recupera. Agi l'uomo che scrive ma non c'è. Riceve un pallone interessante. Cosa fa il Cume? Il Cume è impazzito anche nel campo. Madonna, Cume. Bravissimo Pepe si è svegliato. Agi, cioccolatino di Agi, no! Questo traversone non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Cosa fa? Perché Terence è sparito? La generosità che ha mostrato Terence anche in questa scappa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. 3 minuti. C'era dura tenere l'imbattibilità. Fallo! Vabbè, va bene, ho capito, dai. Stiamo per entrare. Peccato, sono di prendere la palla. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Venezia ha adesso purtroppo mancano 3 minuti. Gai per Alexandro, vai. Cerca spazio. Veneziano prova a lanciare Francone, ma un passaggio degno del peggior Cume. Spinta della difesa. Dai, uno dei nostri. Alexandro, cioccolatino Ale. Il Cume ci ha provato. Ma cosa? Ma no! Ma dai, ma per piacere. Ma dai, che schifo, che robe schifose, dai. Ma va a cagare. E finisce così, dunque. Ma va Ma dai, ma come cazzo si fa a pescare un pallo così, dai? Una grande giornata questa, troppi errori. Alla fine, questo è un risultato che ci può stare. Questa è una sconfitta pesante, ci sprofonda al 10° posto per i campioni d'Italia, inizio difficile. Dai, finita l'imbattibilità. Adesso abbiamo la team Cazze che chiaramente andiamo avanti finché possiamo, tanto ne abbiamo vinta una, la finale fatta. Oh, fatale! No, è pazzesco, il lottatore, eccolo, oh. E ho messo Agi e cavallo pazzo. È incredibile, ragazzi, vai di screenshot, è incredibile. Ecco Nicolò Pardo, ricordo ad Agi quando avrà voglia perché è solo lui che comanda tutto. Dei best. No, guardate l'espressione di Michelotto, questa è l'espressione di Michelotto, ma dove cazzo sta Agi con i best? Eccolo qua, l'espressione di Michelotto, cioè guardatelo, un uomo che vuole i best, a parte, oltre che i best, pensiamo che abbiamo fatto cagare i morti. Mamma mia, però il turnover veramente Mencarelli è indegno, cioè Mencarelli proprio indegno. Vinciamo. Cioè noi abbiamo vinto una Coppa Italia, che era finale persa. Io rivivrò con te, tromberò sulle ali per Mauri.
Vabbè. Indegni siamo stati. Mencarelli non l'ha voluto nessuno, cioè ragazzi è incredibile, nessuno ha voluto Mencarelli in prestito, veramente un bluff. Il bluff. Siamo contro la Spezia. E un solo grido si alzerà, è già Eima in un tresom, la la la. Vediamo. Venezia vince solo 1-0 ragazzi, mamma mia. Dopo abbiamo la UEFA Champions League. La UEFA. Offerta per Gervasi, Rodolfo, guarda che figo Rodolfo. Vinciamo 3-0, passiamo in Coppa Italia, molto bene. Basta, madonna! Ok, Venezia, Dinamo Kiev contro l'ex squadra della Fogna che è tornata grande, grazie anche alla scoperta del Cume. Ha scoperto che Tognin per rendere deve trombare come un porco. Effetto leader, vabbè. Ok, in UEFA Champions abbiamo un Agi in forma. Attenzione, Pinto. Rotto Gai. Fuori 2 settimane Gai. Mamma mia, la morte di Gai. Pep gioca ancora fortunato. Pep che adesso entra a Sidoti per la staffetta. Allora, poi abbiamo Veneziano morto, ragazzi. Veneziano c'è anche la nazionale. Questo non è buono, non è buono. Anche Tognin è morto. Agi però è stanco. Agi lo mettiamo nel secondo tempo. Diamo spazio al piccolo Amedeo. Ok. E andiamo. Siamo stanchissimi ragazzi, non è bene. I bagordi della vittoria dello scudetto si fanno sentire. A tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo Porca miseria. Vai, quindi il turnover era giusto col Bologna, purtroppo. Oggi si affrontano l'Arcangelo Evan fuori 2 settimane. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Amedeo, il piccolo Amedeo. Con i guantini rosa, il piccolo Amedeo. Ciao a tutti. Adesso vediamo Sidoti, c'è una faida tra Sidoti e Bartolucci spaventosa. Sidoti ha fatto bene, ha fatto cose incredibili nell'anno. Attenzione il Bode! No! Nell'anno dell'Europa League ha fatto cose magistrali Sidoti, invece l'altro anno Bartolucci show ed è partito meglio anche quest'anno, vedremo. Vittino ha fatto un assist della best assist con Arabona. Avrebbe dovuto davvero segnare l'1-0. Aveva Barocco. l'opportunità per far iniziare Barocco, la sua squadra. Vuole la profondità. Tanto vediamo in Champions League che sarebbe bello passare in Champions. Passaggio in avanti. Terence. Il Bode. Madonna! Il Bode. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la Hai ragione Zincaro, ho fatto un errore. Il Bode. Beh, le batte sempre lui gli angoli perché Eman è fuori. Oh rotto, mamma mia! Little Wonder, mamma mia, con i guantini rosa. È uscito di un nulla. Ci è andato molto molto vicino. Un tiro ottimo. È tornato Alamos, l'uomo che se n'è andato così dalla chat. Io non l'avrei mai venduto. Alamos ci ha lasciato veramente in maniera ignobile. Posso scusarlo solo se è successo qualcosa. Non so, che magari si è rotto il pene, cazzo ne so. No! Attenzione, concentrazione però ragazzi. Non vedo concentrazione. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Bravo. Il difensore però non ha boccato. Pep. Prova la giocata nello spazio. Abbiamo un Pintus stanco, purtroppo doveva far rifiatare Pintus. Ragazzi, Amedeo con i guanti rosa, il piccolo Amedeo, non lo leggo però il piccolo Amedeo. Voleva entrare in squadra però non lo leggo mai. Terence. Anche Terence manca. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Michelotto prova il tiro, Mauri! Mamma mia. Il portiere è pronto. Il tiro non è stato un granché. Qua Amedeo, qua ragazzi devo leggervi sempre perché ho bisogno di supporto oggi, nel senso vedo la squadra non proprio al top dell'over del cool. Prova a metterla subito. Ti piacciono i guantini rosa, Little Wonder, ti donano molto secondo me. Il punteggio iniziale è immutato, 0-0.
Si fa fatica. Allarga sulla fascia. Ha la possibilità di andare Buco, verso la buco. porta. Attenzione Terence. Terence non è più il Terence delle prime stagioni, però per il momento. Cioè, fa belle e buone cose, anche il gol nella finale di Super Cup, però non è il Terence devastante. Ah, grandissimo Amedeo per Barocco. Barocco. Passaggio smarcante, ora deve Il Bode fa un numero d'alta scuola. Gol! Bode show e dopo Barocco la Fashion Week c'è. Ma cosa ha fatto il Bode? Mamma mia. Proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Ed è la seconda rete per lui. Mamma mia, ragazzi, però concentration please. Cosa ha fatto il Bode comunque? Sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prova a scavalcare la difesa con il pallone. Gervasi, l'Arcangelo, Maurizio. Prova il filtrante. Il Bode prova a lanciare Barocco. Grande Barocco. E Barocco va. Barocco va. Barocco va. Barocco. Il Bode. Ah, peccato. È interessante questo. Peccato. Dai che in Champions stiamo andando bene. Per il momento. Barocco. L'Arcangelo. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Bisogna vincerla, questa è fondamentale. Prova la giocata nello spazio. Bel gesto tecnico. Bravo Rodolfo. C'è mancato poco. Lo vedo in palla Rodolfo. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Da lì può segnare. Chance per tirare. Non ci credo, gol della Dinamo. Al primo Una tiro. grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. La Champions è dura. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgerti. Raga. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere Terence. in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover Il Bode per la Fashion Week. Per piacere ragazzi, torniamo in corsa. Cerca cross in mezzo. L'Arcangelo prova di fisico e non ce la fa. Per rendersi pericolosi. Cerca spazio. Mauri. Sveglia ragazzi, per piacere, ho bisogno di voi. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. C'è un perfetto equilibrio. Per piacere ragazzi, ho bisogno di voi perché comunque siamo in difficoltà. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ecco il Ma primo cos'è pallone questo? del secondo tempo. Questo è il collo a punta. Cerca la profondità, sulla fascia. Se ne va. Gervasi recupera. Ha tentato La dà personale. al piccolo Amedeo Little Wonder. Cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Il Bode, il Cume, poi sempre stanco stanno. Il Bode! Ma tanti sono sempre stanchi ragazzi. Voi c'è la crisi dopo lo scudetto, non lo so. Pallone morbido verso la fascia. Gerva, Ottima pressione bravissimo da sua. Rodolfo. Palla recuperata. Appoggia il pallone. Sta giocando da Dio. Giangrosso capitano, un bel onore per Giangrosso. L'Arcangelo. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Sulla destra. Il piccolo Amedeo. Gran colpo di testa. Il Bode! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Attenzione, torna il presidente. Ciao Presi, grazie. Torna il presidente. Presidente, spero che insomma di sentirti un po' perché abbiamo bisogno di te dopo lo scudetto. Supercoppa vinta quest'anno, Champions non male, però non stiamo giocando un calcio spettacolare, nel senso prime giornate sì, dopo involuzione. Grazie presidente, comunque il presidente è tornato. Ci prova. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzare. Dai raga, dai per il presidente, un solo grido si alzerà. Dai che ritorna a Jimmy che è i Manapi.
i fondatori di un qualcosa che rimarrà fino al 2099. Poi nel 2100 arriva lo zoccolo duro, firmato Heyman. Dai raga, per piacere. L'Arcangelo cosa? Ma cosa? L'Arcangelo prova le cose impossibili. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ciao Francesco Masini. Lo so, però devo rendere reale, ragazzi. Cioè, se la squadra è quella, devo far giocare loro, se no ha poco senso. Deve essere attenzione ancora. La difesa che non sta giocando male, un tiro abbiamo preso. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ok Mauri, grazie. Ok Mauri, grazie. Il Bode. Ci serve un acuto, ragazzi. Serve l'acuto. Maurizio. C'è il tiro. Maurizio poteva regalarci il gol Champions. Mamma mia. Attenzione. Il Bode. L'Arcangelo di testa. Veramente l'Arcangelo di testa è una roba. Cioè. Ciao Pardo. Conclusione fuori di un soffio, peccato. Raga, concentrazione che c'è il presidente adesso, ci spacca il culo a tutti, Cioè ragazzi, io ve lo dico, c'è il presidente giri i coglioni, cioè vende la squadra a un gruppo arabo di nome Jean-Claude. Un traversone dalla tre quarti. Dai, Fieve, prego. Adesso Fabio c'è molto no, madò. Calcio di punizione. L'arbitro non poteva perdonarlo ancora e lui non poteva pensare di addirittura ammonito, vabbè. Un richiamo. Il Bode, anche il Bode sbaglia, stanno giocando male, però recupera. Terence, serve il miglior Terence che Terence veramente non pervenuto. Devi fermarlo in ogni modo. Non è più ai suoi ritmi da quasi un anno ormai. L'uomo col collo a punta. Sveglia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retropiede. Tanti impegni abbiamo, anche la Coppa Italia, è normale. Passaggio sulla destra. Devo fare i cambi. Esce Rocco, entra Veneziano, Arcangelo è morto. Mi devo mettere Agi qua. E mettiamo Tonin di qua. Pazzo! È pazzo! Un uomo pazzo a Picella, il pazzo! Il pazzo, grazie vecchio, ma grazie. Cioè, un drogato in chat, signori, un drogato in chat. Grazie caro, grazie. Certo che Appia è pazzesco nei momenti che magari siamo un po' in difficoltà, dà questi premi alla squadra che speriamo siano valorizzati da una vittoria. Grazie veramente. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro, diamogli aria a questi cartellini. Ha ragione però Gasperini, ha ragione Gasperini, stiamo facendo ridere. Michelotto, serve una vittoria, cazzo. Agi. Allarga sulla fascia. Attenzione, dai Tonin. Bravo! E come subito! Appena entrato Veneziano e abbraccia tutti. E ringrazia Tonin subito appena entrato con i Champions. Sì, cazzo! Ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha gravità zero! Ma da dire anche grandissima genialata di Tonin che salva un pallone praticamente fuori e fa un cross micidiale. Voglio leggere anche Tonin. E questo anche per Agi, per scusarmi dei soprusi infatti ad Agi, ma li voglio bene perché voglio stimolarlo, cazzo, perché mi gasa Agi. Quando lo incontrerò dal vivo penso che me lo bacerò fino al 10.000. Questo anche per te Agi. Mamma mia, vaffancuore, Veneziano. Tonin, Agi! Peccato. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Mamma mia. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Serve una vittoria fondamentale in Champions.
Sidoti la recupera bene. Agi. Tognin quando entra fa bene. Tognin. Peccato. Mauri. Terence. Agi. Prova il filtrante. Il Bode. Agi. Occhio al tiro. Agi, mamma mia. È stato bravissimo. Questa è una grande parata. Mamma mia. Devono fare molta attenzione. Non capisco Agi cosa scrive, se vuole il mio bacini o no. Mauri! No, mamma mia. Come è cambiata la squadra con i titolari. Non capisco Agi se mi vuole ancora. Se mi perdona. Non l'ho ancora capito. Me lo spiegherà in un commento. La titolare è un'altra storia. Però Michelotto fa una cosa da trequartista. Tognin. Peccato, qua forse si poteva fare una scelta diversa. E l'arbitro chiude qui la partita. Si vince 2-1, grandissima vittoria fondamentale per il proseguo nella UEFA Champions League. Arriva così una vittoria importante. Le vittorie sono tutte importanti, Fabio. Creano mentalità all'interno dello spogliatoio. Grande Api, non ho ancora capito Agi, però non capisco Agi. Non lo capisco, se mi perdona Agi. Farò di tutto per farmi perdonare. Vediamo come siamo messi nel girone. Siamo primi a 7 punti, più 3 sul PSG. Molto, molto bene. Perdonami Agi, perdonami. Perdona il mio essere un bambino speciale. Grande Duca. Adesso c'è la Roma da vincere assolutamente dopo la grande impresa nella UEFA Champions League. Le squalifica, strano. Agi, diciamo, è il cavallo pazzo. È proprio una roba, cioè... da buon rumeno, insomma, Agi... Il vero Agi non era proprio una delle persone più buone del mondo in campo. Allora, Eyman ancora una settimana fuori. Niente, Tognin purtroppo è discontinuo nella forma, però mettiamo il Duca però, perché Terence non mi sta convincendo. Poi qua torna capitano, Sidoti è in forma, quindi lo mettiamo, partita discreta. Ok, avrei messo sinceramente... Mettiamo Rocco trequartista, perché anche l'Arcangelo non mi convince. Zincaro per Mauri. E andiamo. Caloroso benvenuto a sì, tutti. però Tonini hai fatto un assist che ci ha regalato 3 punti preziosi in Champions. Dai ragazzi, tutti insieme per il team campionato. Per il campionato. E Venezia. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Purtroppo non riusciamo a tenere una formazione titolare tutte le partite. Il Duca, giocatore che alla fine è impossibile da dare in prestito. Quando entra fa sempre bene il Duchino mio. Barocco al trequartista. Barocco! Grande Barocco. Purtroppo Eyman quest'anno sta giocando poco. Dopo la super annata di 2 anni fa, l'altro anno così, ma con un gol che vabbè. Se non vedo l'ora di vedere i best per vedere il gol di Eyman primo nella storia. E soprattutto quest'anno, ho difficoltà anche quest'anno. Sidoti. Sempre con i tempi giusti e con grande intensità. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Deve svegliarsi il piccolo Amedeo, però crediamo molto nel piccolo Amedeo, Rocco. Ma nessuno è riuscito ad arrivare. Strootman. Falli. Dai, in campionato non possiamo perdere altri punti adesso, Sidoti. Concordo Sidoti. Per arma letale. E la difesa non si fa il piccolo Amedeo di classe, Amedeo. Barocco, il Bode, bellissima, gol! No, fuori gioco, Dio Cristo. Fuori gioco del Cume. Pazzesco, il Duca. Non l'ha annullato. Bella, comunque Rocco ha fatto un assist geniale. Ottima copertura qui. Li hanno il Bode. In errore, interrompendo la il Cume che no, incredibile, palo osceno. Cosa ha fatto il Cume, ragazzi? Cosa ha fatto il Cume, incredibile, palo veramente vergognoso, però siamo sfortunati, stiamo giocando bene. Abbiamo fatto le prime 5 partite, le abbiamo fatte da fenomeni, però i cambi non sono all'altezza, purtroppo. È brutto da dire, ma in questo momento è così. Prova il filtrante. Vuole il lancio filtrante.
palo clamoroso. Mito. Presidente. L'ape assassina di Killer B. Master and Commander. Piccolo Amedeo. Veneziano. Veneziano per il Bode. Fallo però, basta adesso. Fischio dell'arbitro e fallo. Il Bode. Non doveva andare là, però va bene Giangrosso, si doti. Concorde si doti. Per far male agli avversari. Concorde si doti. Prova il cross tagliato. Amedeo cosa fa Amedeo? Grande respinta del difensore. Il difensore recupera il pallone. Strootman. Tocco morbido. Dai. Perotti. Occhio. Stiamo dominando, ma manca solo il gol. Ma l'ho fatto Eyman, per tanti giocatori è così, però non posso neanche proprio fare completa, cioè posso fare un po' di più, ma devo stare attento perché sennò dopo tutti possono giocare dappertutto e cioè, ha senso fino a un certo punto secondo me, però ci saranno dei cambiamenti su PES 18 assolutamente. Ottimo disimpegno, fondamentale. Il Duca. Bel gesto tecnico. Rocco. Niente da fare, ci manca solo il gol, raga. Ci manca solo il gol. No, si doti qua, va a vuoto. Bravissimo Amedeo con i suoi guantini rosa. Il piccolo Amedeo che vuole. Madonna Amedeo, ragazzi, Amedeo sta scattando come un porco. Little Wonder, Little Wonder, Little Wonder. Bravissimo Little. Qua diciamo che queste sono le azioni di Agi e di Tognin e soprattutto anche di Terence, che però Terence veramente è in un momento buio della sua carriera. Strootman prova la giocata nello spazio. Che botta! Bisogna vincerla però, se la cominciamo a distanziarci troppo. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, dimostriamolo in campo. Del primo tempo, tutti a premere un tè caldo. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Qua non sarà la patch completa, ragazzi, e poi ce lo giocheremo il 18 fino, cioè, saremo sempre indietro di qualche mese, quindi lo giocheremo tanto anche il 18, ragazzi, tranquilli. Senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Il piccolo Amedeo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ma cos'è? Ma stiamo scherzando? No, vabbè, cioè. Mi stanno girando i coglioni pesantemente, Zincaro. Giocarla dentro dalla distanza. Attenzione, arma letale, arma letale, arma letale. Arma letale, fa la scelta giusta, arma. La Fashion Week. Bravo Amedeo. Cross di Amedeo. Niente da fare, proprio sfortunato Amedeo. Nasdaq! Mamma mia. Ragazzi, ho bisogno di voi perché se non vinciamo questa cominciamo a distanziarci un po' troppo. Il Bode, il Cume, mamma mia, stop da fenomeno del calcio baltico. Che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Vai Bode, vai qualcuno di testa. Il Cume, non ci credo. No raga, no, non possiamo non vincerla, stiamo letteralmente dominando. Apicella, il presidente. Ma niente, sappiamo che il presidente, le doti offensive del presidente sono un po' da rivedere. Perotti. Però in difesa dopo è lui. Si doti. Il Bode, stiamo giocando un calcio arioso. Daniela il Duca, dai Duchino che tu me lo fai l'assistento Duchino. Bravo, la Fashion Week. No, era per Pintus questa. Che sfigati che siamo, mamma mia. Senza troppi complimenti.
La Roma sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le Dai, fasce. raga, siamo già al Sembra che- 63esimo. Nasdaq, bravissimo Nasdaq. Nasdaq sta tornando ai tempi d'oro. Dopo qualche partita leggermente sotto, ma siamo un po', diciamo, pretendiamo un po' da Nasdaq, chiaramente. Nasdaq, madonna del signor. Siamo proprio sfigati nei rimpalli. Intervento al limite, non mi è sembrato regolare. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Che sfiga, oh, che sfiga. Bella azione sulla Bravo Nasdaq, Nasdaq, la dà il piccolo Amedeo. Il piccolo Amedeo lancia il body in maniera splendida per il Duca, dai Duchino mio. Dai Duchino mio, dai Duchino mio. Il Duca, eccolo qua! Mamma mia, il Duca è spaventoso, quando gioca qualcosa la fa sempre. Mamma mia, grandissimo, gol di veneziano e fa silenzio la curva della Roma. Sì, cazzo. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione è perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. 1-0 dunque. Ma chi altro poteva sbloccare Grandi il raga, risultato? grandi. È davvero l'arma in più di Il questa piccolo squadra. Amedeo. Amedeo. Vuole tirare. Veneziano, mamma mia. Buona la conclusione. Asse Duca, sì, asse Duca gravità. Sto pensando, però pensiamo al calcio adesso. Mamma mia, il Duca! Mamma mia, ragazzi, che Duca. Tutti devono prendere esempio dal Conclusione Duca, fuori di un mamma mia. soffio. Peccato per lui, il tentativo era ottimo. Veneziano per il piccolo Amedeo, Little Wonder, C'è Little. spazio per calciare. Bravo! Oh, assist di Amedeo, gol del Bode. Maledetto Bode. 0-2. Il Venezia ha fornito una prova di grande cinismo, sfruttando un'ingenuità degli avversari. Pensiamo alle partite, pensiamo dopo, altre cose ne parliamo in chat. Se sbagli un passaggio così, Grande assist anche del l'errore ti piccolo può Amedeo costare che è molto caro. tornato. Cioè che è tornato, che ha cominciato. E si riparte da un netto 2-0. Entra Francone, esce il Bode e non entra nessuno. No, mettiamo l'Arcangelo. Siamo morti, cazzo. E Terence. Ok. È davvero una bella serie di passaggi questa. Sì, Virtua Tennis l'ho spaccato anch'io ce la giochi poi. Amedeo. Spazio. Cercano l'azione veloce. Attenzione il Duca. Il Duca. Ha uno degli overall più bassi il Duca. Se il Duca mi migliorasse, secondo me può essere veramente un crack, perché con 79 fa sempre robe belle. Zincaro, bravo apprendista, non perdermela, bravissimo contro Naingo, Pintus. Amedeo. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro. Ammonito Amedeo. Giallo, è giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Effettua un cross dalla tre quarti. L'Arcangelo. L'Arcangelo. Perotti. Perotti. Costringe Va l'avversario bene. al fallo. Comunque 3 punti fondamentali. Peccato col Bologna, un incidente di percorso. Api, bravissimo Api. No! Colpisce. Mamma Il mia. portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. 3 punti importanti che ci volevano. L'Arcangelo prova a buttarla su. Attenzione Francone. Francone per Arcangelo. L'Arcangelo prova a tirarla su. Peccato, va bene, almeno però non l'ha persa. È stato bravissimo. Questa è una grande L'Arcangelo, bravissimo l'arco. Bravissimo l'arco che la mette in mezzo. No. Strootman cerca di mettere un pallone interessante in aria. E Apicella la recupera. Nainggolan. No, dà fastidio quantomeno. Perotti. Ottimo il fraseggio. Bell'anticipo. Ottimo. Verigodo. Buon 2-0 all'Olimpico. Del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Molto bene, sono molto soddisfatto. Siamo tornati e quando c'è la titolare giochiamo. La Juve crolla col Bologna. Il Bologna dà fastidio allora. 12, 3 punti, sono tutti là, cazzo. Meno male che le grandi perdono. Meno male.
Ottima vittoria che ci recupera, diciamo, il Bologna, che ha battuto anche la Juve, mi sembra, aver visto. Quando finisce il mercato non lo so, dovrebbe essere già finito, cioè. Ma non so se ha offerte. Mencarelli? Ah, il Villarreal, cazzo, che non mi sono neanche accorto. Ok, accetto i termini. Ciao Mencarelli. Ciao. Mencarelli va in prestito. Sì, Zincaro fa sempre grandi prove, che è sfortunato che ha un Michelotto comunque, che anche Michelotto, cioè ormai nel gota dei grandi. Guarda come rido, no? Cavamo contro la prima, siamo. Vediamo se gioca qualcosa. Oh mio Dio! Ciao, senza neanche leggere. Ciao. Allora, il Villarreal. Qua non lo vedo. Qua no, Europa League. Sì, gioca l'Europa League. E in campionato vediamo com'è. Beh, no, dai, pensavo peggio. Auguri Menca. Ciao. Ah, ok, no, scusate. Allora, aspetta però che devo tanto riselezionare Api, perché con la squalifica di Api settimana scorsa aveva perso la fascia da capitano, infatti. Ok. Master and Commander. Ciao Riccardo Baldo. Rale. Oh, questa è l'Agi che voglio, cazzo. Ma Agi adesso avrà un compito importante nella chat. Ancora fuori Eyman, cazzo. Agi lo mettiamo qua intanto. Cioè, anzi, lo mettiamo qua e dopo Zincaro c'è. Intanto mettiamo Terence, poi valutiamo, facciamo così. Dopo però Alexandro lo metto trequartista, perché l'Arcangelo non mi sta gasando in questo momento. Allora, Agi qua, anche se non è in forma lo rischio. Terence va bene, però lo metto a sinistra perché Togni sta facendo cose egregie. Gervasi qua, ma ancora una settimana. Diamo un po' di riposo a lui. Bartolucci c'è. Ok, Charmi ce lo piazziamo qua. E Barocco con Veneziano. Vai. I dati parlano che hai i dati. Adesso... C'è una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Piove, match scudetto, perché sono solo i primi in questo momento. Ecco. Quando Rocco mi parte così sono più tranquillo. Alexandro una bella chance al trequartista. Ciao Fabio, io sono pronto. Anche se chiaramente Agi non è che ha chance, nel senso Agi ormai è consolidato a campionissimo della squadra. C'è il cross. No, mamma mia. No, niente, è finito il fuorigioco. Nonostante il fuorigioco l'intenzione era ottima. Sicuramente proveranno ancora questa soluzione. Vai Pep. Tognin. Missiroli, tocco morbido. Che bello vedere Api 3. Quanto è bello vedere Api 3 con quel suo pene color cobalto. Attenzione Tognin. Prova a verticalizzare. È stato un brivido per Gervasi. la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Piove tanto, il campo è pesantissimo. Ah, peccato. Ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Manca Eyman, insomma, manca Eyman. Ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Pep. Yoga Bonito. Sassuolo gioca, ragazzi. Vince il duello fisico e fa sul bravo AP3. Passaggio in avanti. Veneziano. Barocco dal Cume, ma i cross del Cume fanno un po' cagare, quindi vai Pep. Pep la mette in mezzo, Tonin, mamma mia.
Scivola Zincaro, bravo per recuperare Pep. L'apprendista. Pep. Le due squadre si Agi. Fabio, si vede Veneziano! campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Lungo passaggio in avanti. Ecco. Bell'anticipo per il È questo, ragazzi, devo Si libera capirlo. grande. È questo il bello di A. No, no, però oggi sei bello, me lo prendo. Mamma mia, meno male. Bartolucci. Scattato con un tempismo perfetto. Prova a scavalcare il centrocampo con Veneziano. il passaggio. No, Cume. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Attenzione, buona. Apicella. Bravo Api. Tognin per Agi. Eccolo, attenzione Agi. Cerca Provo. spazio. Madonna che cambio per te. Se vede questo gol è da besta azione. Traversone verso il centro. Mamma mia, peccato. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Ottiene un buon Questo calcio per di me non è punizione. fallo, va bene. Brutto l'intervento. Grande Guccioni, Adesso ammonito arriva Zincaro, la sanzione. ma poi non esiste. Cartellino Vabbè. giallo per lui. Il presidente, ancora lui, Tognin. Prova a saltare il centrocampo. Rocco, Veneziano, Rocco, qua, però quando facciamo sti fraseggi, ragazzi. Intervento al limite. Ma mi è sembrato Veneziano ci regolare. prova, il Cume comunque Palla giocata in i verticale. suoi gol li ha fatti come sempre, però sì, diciamo che non è l'iper Cume, non è iper. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Mamma mia, la palla si blocca, ragazzi, da morire. Grande, madonna, Api. Oggi c'è la coppia storica Api Gervasi. Il Sassuolo Ecco, Tognin fa ste dei cose. propri avversari lanciati in contropiede. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Bella rete di passaggi. La mette sulla Bisogna fascia. vincerla questa, per riaccorciare ancora di più. Ocio, Agi è tua. Peppe qua dorme un attimo. Ok, Nessuno Alexandro. dei compagni poteva arrivarci. Alexandro smista di quei palloni. Terence, qua forse un po' Non ha avuto precipitosa la fortuna con squadra. il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Partita collosissima, eh. Cerca spazio. No, Possibilità fuori di gioco. tiro. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Non mi fate morire oggi. Questa potrebbe essere la strategia giusta. Un bel lancio e un Sì, attaccante Gasperini veloce può possono essere. Comunque scardinare Gasperini qualsiasi difesa. e Uguccioni tra i candidati numero 1 per la prossima stagione. Missiroli allarga il gioco a destra. Comunque nel PES 18 creerò i giocatori con una fisicità diciamo diversa, nel senso sempre con le proporzioni, però diversa da proprio per rendere ancora più reale, nel senso vedrete, insomma, comunque sarà una cosa stupenda PES 18, soprattutto perché ha una giocabilità molto migliore, però bisogna vincere adesso pensiamo dopo alle altre cose. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Dopo l'intervallo sono sicuro Raga, che sveglia le squadre però. saranno disposte a prendere qualche rischio. Gervasi, Rodolfo. Lo spettacolo migliorerà. Bravo Zincaro, Peppe, Agi. Palla in avanti verso il compagno. Cerca il cross in mezzo. Arriva sulla palla. No! Interrompe l'azione. Mamma mia, per poco la sfiga, mamma mia. Sì, ci sarà anche qualche cambio ruolo, ci sarà. Assolutamente. No, 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 Cialmi. Mamma mia. Nessun problema per il portiere. Da quella No, ma posizione perché? doveva assolutamente Calma. andare a segno, ma lui non Dai, c'è Terence, manca solo Terence all'appello. Palla in profondità. Eccolo qua che mi ha ascoltato. Dai, Fashion. Passa la Wick. No. C'è la palla lunga in avanti. Palla lunga a cercare il compagno. Gervasi avanti. per Zincaro. Alexandro, bravo che la recupera. Togni, partita difficilissima. Sassuolo è una bella squadra. Attenzione, il Togno, il Togno, il Togno. Le sostituzioni si Non sono ci rivelate credo. azzeccatissime e la squadra ha dimostrato un equilibrio perfetto in tutti i reparti. Spesso critichiamo l'allenatore quando le cose vanno male. Oggi bisogna riconoscergli i suoi meriti. Il cioccolatino oggi speriamo. Bella palla ad allargare il gioco. La difesa fa il suo, allontana la palla.
Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Terence. Prova un traversone dalla tre quarti. Vai Barocchino, Barocco. Dai Barocco, madonna. Cambio Barocco. Esce Barocco, entra il Bode. Agi fa fatica. Agi purtroppo è chiaro che le freccette basse abbiamo visto che contano leggermente. Dai, ha fatto il suo comunque anche lui. Sul filo del fuorigioco. Era lanciato in porta, ma la difesa chiude. Zincaro. Ci mette il fisico. Dai Agi, prima di uscire il cioccolatino. Agi. Dai Agi. Bruttissimo fallo su Agi. Bravo Agi, chiude la grande la partita. Che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Sulla destra. Punizione curiosa, dai Peppe. Peppe la mette in mezzo l'Arcangelo. Lui fa le cose così, vola. L'Arcangelo vola. Proprio male in questa situazione. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Cercano di rilanciare l'azione. Sassuolo rompe, dai Venezia. Barto. Si stava facendo pericolosa, ma ha preso Terence. il tempo e si è messo in mezzo. Barto, Terence, White, dai. È un'occasione. Mamma mia che missile Fuori di poco a carracazzo. sinistra. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Dai, proviamoci. Arcangelo ancora di testa, serve il cume. Il cume per White, dai Arcangelo, dai. No. Non ci credo, il cume la salva. Il Bode la salva. Non ci voglio credere. Un'autentica parata d'istinto questa. Dai raga, l'Arcangelo, vai con un bel cross. Terence. No, ma cos'ha Terence? Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Il presidente. Passaggio sulla destra. Terence. Il Bode. In questi casi fallo sul cume. Dubbi, calcio di punizione. Non è vicinissimo, ma chissà. Proviamo, me la sento. Fa bene a provarci. Tonio, regalaci il sogno. Mamma mia, peccato. Ci ho provato. Vai Tonio, bravo Tonio. Veneziano. Se ne va. Qua è il cume nei passaggi. Alfred Duncan. Pallone morbido verso la fascia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Attenzione l'Arcangelo. L'Arcangelo purtroppo il problema è che è ancora lento. Deve crescere da quel punto di vista. Il Tonio. 83esimo. Col Sassuolo sapevamo che non era facile, sono i primi della classe. E sarà rimessa con le mani. Campionato secondo me molto equilibrato quest'anno, questa sensazione. Questa è un'azione fantastica. Non prendiamolo però. La sua capacità nel saltare l'uomo. Ecco che parte il cross. Bravo Tonio, il sogno del Tonio. Ma nessuno è riuscito ad arrivare. Si coordina per il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere. Sul 18 ci saranno i rigori. Cerca di superare la difesa con questo pallone. Dai, proviamoci l'Arcangelo per il Bode. Cerca la profondità. Qua abbiamo provato una cosa forse un po' difficile. Riesce ad allontanare. Duncan. Un minuto. Bravo Gervasi. Gervasi in un bel momento. Prenderà un po' il posto di Giangrosso. Zincaro. Il Venezia tenta il tutto per tutto. Terence, peccato. Poteva sbloccarsi veramente con un gran tiro. Peccato. Dai che è ancora nostra, crediamoci. Vai Pep. Bravo Pep. Vai Tonio che sei quello dell'ultimo minuto. Che sfiga, oh.
Bravo Tonio, dai, ci metti sto cross. Che sfiga, oh, ragazzi. L'Arcangelo. 0-0. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara 0-0, un po' così. non Non sento il precedente. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. La Juve vince, siamo a 13 punti, insomma, 4 punti dal Napoli, ancora tutti là, comincia a delinearsi la classifica con le big. Sì, Borgia, sì, siete in 3, è vero, c'è anche Francesco Borgia, giusto. Si va contro la spalla. Eccola Elia, oddio. Chi è? Oddio. No ragazzi, questo è proprio da video. Screenshot mondiale. Questo me lo salvo anch'io. No, ecco, non posso salvarlo, vaffanculo. Bam, più vendite di merchandising. Ma cioè, la bellezza conta, ragazzi. Adesso per piacere non distraetevi dalla Eli. Per piacere, voglio bene alla Eli, un abbraccio grande. Però, soprattutto te Michelotto, che ti conosco. Il come è questo superstar, ma è fuori forma, molto bene. Torna Gui. Dai, Terence. Spazio a Sidoti. Apicella lo mettiamo in ghiacciaia un attimo. Mettiamo capitano. Terence, così lo valorizziamo. E va bene così. No, Eli non può essere una giornata di merda se ci siamo noi, se c'è il cume. Con un mio abbraccio ti passa tutto, non può non essere così, Eli. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro. Grande Mauri. Sul terreno di gioco. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Dai ragazzi, adesso però concentrazione, viva la Eli, viva il mondo, ma concentrazione adesso. Fabio, e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Questa sarà la parità di Terence, me lo sento. Cerca spazio. Elegante. Occhio. Bell'intervento difensivo. Bravo Sidoti. Il Venezia ha avuto una settimana ricca di impegni, Luca. Sì, io credo che l'allenatore debba assolutamente far riposare i giocatori più stanchi, altrimenti c'è il rischio di infortuni. Perché devi trovare ragazzi come il Cume, o come Agi, o come Michelotto. Devi trovare ragazzi così, solo così puoi essere felice veramente. Però adesso, Eli, dopo a fine partita parliamo delle tue storie sentimentali. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Non ha avuto fortuna. Dai, che è tornato anche Eyman, eccolo qua il piccolo Eyman. Qui non è stato sufficientemente bravissimo Terence per Eyman. Eyman vuole ed è subito Agi, non ci credo. L'apprendista. Palla allontanata senza troppo. Mamma, l'apprendista. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Vai Bode. Gol di testa di Eyman e me ne vado. Ecco che fa il tiro. Porca, ma che sfiga che abbiamo. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività, di questo possono essere contenti. Dai raga, non leggo l'Api, non leggo Apicella, non leggo il presidente. Api, c'è un po' di grinta, cazzo. Oh, mamma mia. Agi. Pintus, fallo. Dunque calcio di punizione. Bisogna vedere perché i miei capelli sono... Forse sono... come si dice? In copycats. Gervasi. Nasdaq. Bravissimo Agi con una finta di corpo. Bravissimo per Nasdaq. Lo mette fuori. Ancora Agi, la prende. Pintus. Cioccolatino 1. Cerca cross in mezzo. Niente da fare, peccato. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Serve Eyman però. Eccolo qua Eyman. Ottimo disimpegno la Eyman e Terence servono.
per i campioni d'Italia, primo scudetto del Venezia. Gervasi, Prova Rodolfo. la giocata nello spazio. Che senza il Cume è un po' più duro in attacco purtroppo. Zincaro, fallo. Dell'arbitro e fallo. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. Sidoti. Terence, effetto serra, effetto serra, effetto serra. Cross in mezzo. Allontana il pericolo. Zincaro. Gai. Oddio, no, Si che avvicina alla buco. porta. Opportunità di ripartire. Guarda, meno male che abbia recuperato. Può andare. Gervasi. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Bellissimo. meglio. Dai Bode, niente da fare. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Pintus. Passaggio in avanti. Vuole la profondità. Il Bode ci prova. Mamma mia, se entrava questa veniva giù tutto. Roba nostra, dai Fioi però. Out, ci sarà rimessa laterale. Terence la perde, Terence è in un bivio senza uscita. In realtà è una strada, ma va bene lo stesso. Cosa fa? Ma cosa fa? No, non stiamo vincendo con una squadra che fa ste robe, raga. Terence, dai Terenzigno. Il Bode. Agi la recupera, roba no. È nostra, è nostra. Rimessa in gioco con le mani. Pintus. Bravissimo per Agi. Agi, cioccolatino Agi. Verso il centro dell'area. Il cross non era male. C'è Francone e il Bode dormono. Allontana. Gervasi per Gai. Magari di testa su queste azioni difficili. Gai un po' isolato, Gai. E Gai di la cattiveria per Zincaro. Cosa fa Zincaro? Occhio al tiro. Mamma mia, l'apprendista. È stato bravissimo. Questa è una grande parata. Vai Bode, qualcuno in mezzo. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Sidoti. Concordo Sidoti. Sulla fascia. Molto bella per il Bode. Persone verso il centro. Gai! Tutto bello. Penso ancora al fail di non Gai. possibile. Sulla mezza rovesciata. Finisce il primo tempo buono, ma è ancora 0-0 senza il Cume. Siamo tornati come prima, non si segna. Coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande Vediamo se secondo porta tempo. fortuna. No. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. E che così il Bel giocatore il Zinca. No, che buchissimo. Grande mito che la prende con nonchalance. Zincaro. Ancora Zincaro. Mamma mia, mostruoso Zincaro oggi. Il Bode per Terence che è veramente riconoscibile. No, Terence è veramente riconoscibile. Sidoti per il Bode. Bravo Sido. Bravo Sido. Per il Bode. No, ecco l'errore di Francone che non accetto però. Mamma mia, quando Francone si mangia sti gol, ma dai, ma per piacere sono fondamentali queste azioni però. Appoggia il pallone largo con Terence, il Bode. Guarda come giochiamo. Dai, Franco. il passaggio, pericolo. Ma non possiamo mangiarci sti gol, Franco. Ma Dio santo. Forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare. Ora il culo, bravo. Sidoti, concordo Sidoti. Per Terence, dai, deve crescere Terence. Può crescere, può tornare il vero Terence. Il Bode. Eyman. No, piccolo Eyman. Cerca la fondo, palla al piede. Gervasi recupera Eyman, però dà un po' fastidio però la recupera. Coprono bene. Agi. Riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo Agi, sublime questo assist. Il Bode, bravissimo. Oh, no, Francone, ancora sti errori. Era proprio difficile questo, però cazzo, che azione. Agi, Bode, Francone, Terence. Stiamo giocando benissimo adesso, manca solo il gol.
Madonna, ancora azione Sidoti. La butta in mezzo, Terence. Francone, gol! No, ma basta, Francone, Cristo! Allora, se ti levo e vai in prestito, si fa ancora sti errori. Madonna! Il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. E poteva segnare anche stavolta. Deve entrare il Cume per forza. Mamma mia, Francone, quanti te ne sei ciavati? L'esito di una partita. Eccolo qui, è arrivato il momento del Cosa fa il Cume? Lo prende in culo da Agi. Esce Francone un po' tra i fischi e ci sta. Veramente tanti errori. L'allenatore finalmente ha deciso di farlo scendere in campo perché vuole più qualità. Perché ha bisogno di qualcuno che sappia essere decisivo. 10 tiri a 0 e siamo 0 a 0. Cioè, ragazzi, sveglia, per piacere, qualcuno deve inventare qualcosa. E velocemente anche. L'allenatore è incazzato a dir poco. Ma cos'è? L'Agi asse Cume, vabbè. L'asse Agi Cume, speriamo. Dopo ti mando un messaggio sulla chat segreta, Agi. No, però dai, cazzo, Sidoti la recupera per poi purtroppo buttarla fuori. Non possiamo pareggiare contro la Spal che abbiamo vinto 99 a 0, c'è una volta, non mi ricordo. No! Mamma mia. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Speriamo, guys, speriamo di deciderla anche Mito di testa. Basta che la decida qualcuno. Giangrosso. Lungo passaggio in avanti. Vai Terence sta giocando meglio comunque adesso. Grandissimo, vuole fare un numero d'alta scuola. Troppo profondo. Se la allunga, Cristo di Bode. Dai, fioi, dai. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Prova a saltare il centrocampo. Prova un traversone dalla tre quarti. Il Cume. Bravi! No, troppo forte. Troppo forte, Cume, Cristo, anche tu. Purtroppo pesano 3 errori scandalosi di Francone, veramente brutti. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per Agi la recupera, dai Ale, dai. E creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione perché per bisogno di un cross di Agi. non è facile passare. Almeno un cross prima della fine. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Dai, almeno un acuto finale, almeno un acuto. Bravo Zincaro. Siamo sfortunati però, No, non me lo puoi fischiare, non mi importa. Bravissimo oggi, come l'ha recuperata, raga, la fenomeno. Guy, per Terence. Agi! Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Il Cume con un cuore biblico e deve provare il cross lui, anche se non è capace, cosa fa? Non è capace a fare i cross. 87esimo, Gervari si va a saltare come un birillo. Cosa c'entra non si sa. Giangrosso. Grizzly, bravo Grizzly. Non manca molto alla fine. Heyman. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. Il Cume. Niente, comunque il Cume non è ai livelli storici, Dai, almeno un cross, Pintus. Sono alla ricerca di uno Pintus spunto per far male agli avversari. È finita. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Xavi Prieto. C'è fallo. Sì, vabbè, ma non puoi fischiarmele tutte, però, Madonna del Signore, dai. 1000 tiri. Finisce 0-0, ma stiamo mangiando punti scandalosi. Qua è colpa un po' di Francone, purtroppo, che si è mangiato veramente l'impossibile. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata. Nel momento migliore abbiamo segnato. Siamo i campioni d'Italia, cominciano ad essere a meno 6 dal Napoli, ragazzi. Vabbè. Vabbè, nessuno dei nostri. Siamo un po' in difficoltà. Adesso c'è la Champions, speriamo in Champions di recuperare. Partite collose, Agi, sì. Collose. Cerchiamo di blindare la Champions. Inter Veneziano ancora fuori forma. Barocco, ti prego. Francone per un po' non vedrà campo,
Oh, ritorna Pole Mangai. Pole Mangai. Sidoti, madonna, aveva una difesa veramente distrutta. Questo è. Però. Ok. Diamo un po' di riposo anche a Zincaro. Amedeo, la, Charmi. Mettiamo Pep, portiamo. Vai. Mi dispiace Franz, ma veramente 3 errori inaccettabili. Bartolozzi chiede il gioco, ma in questo momento Sidoti è più in condizione. Qua c'è l'uomo col collo a punta. Api ha preso sonno, secondo me. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Passaggio sulla destra. E trova bene il compagno. Va giù, rischiano tantissimo. Qua sbaglia l'allenatore. Io credo, vabbè, posso sbagliare anch'io. Troppa foga. Questo rigore sì. Scusate. Ma che cazzo ha sto qua? Glielo paro perché ha il collo a punta. No! Cazzo ha? Che bello. Non ha sbagliato. Il portiere ha intuito la traiettoria del tiro, ma non è comunque riuscito a pararlo. Hanno trovato il primo gol che cambia anche. Scusate, speriamo di non pagarlo. Questo gol ha fatto esplodere Agi di rabbia, Agi di rabbia. Stavo crossando, che sfiga. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Qua serve veramente, servono tutti qua. Bode. Agi. Cerca spazio. Barocco. Preciso. Dovrei riavviare il gioco, ogni tanto capita con la patch qualche glitch, però non ho palle di riavviare, raga. Attenzione Alexandro. Alexandro per Barocco. Barocco la mette in mezzo, il Bode non ce la fa. Gai. Gai in un momento esistenziale strano, Gai quel gol, per carità l'ha messo nell'Olimpo, però... Ci mette il piede e con questo Nasdaq ha fatto il rigore ma su sbaglio del Cume, giusto, ha sbagliato a dare le direttive. E Pintus. Vuole la profondità. Sulla fascia, è libero. Si libera la grande. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. No, ma non male che sto qua è un coglione. Decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha. Amedeo, hai davanti Agi, cioè non hai davanti un coglione, cioè nel senso, con tutto il rispetto. Devi sudarti la cosa. Ci sarà spazio per tutti, raga. Bode. Pensiamo alla squadra, per piacere, che stiamo perdendo. Evidentemente ha preso anche lui fiducia nelle proprie possibilità e sa di poter avere un ruolo da protagonista in questo sport. Credo che questo ragazzo abbia un grande futuro davanti. No, Rocco, madonna, ma abbiamo dei... Madonna, le teste quadrate, cazzo. Che tiro. Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Siamo in crisi, il presidente Anan. E fa su il rinvio degli avversari. E trova il compagno. Siamo in difficoltà, ragazzi, comunque. Agi, bravo, bel recupero. Mauri. Cerca la profondità. Agi, bravissimo ancora, Michelotto, Nasdaq. Era pericolosa. Vuole la profondità. Bravissimo Sidoti, che intervento del Concord che sta rispondendo alle critiche. Sceglie di battere corto. Se ne va. Purtroppo errore mio Michelotto. Riceve il passaggio. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Apicella prova a fare un passaggio che non può riuscire Michelotto. Rocco per Alexandro. Rocco. E ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Agi. Qua non si è capito bene sta proprio stazione. Bravo Tonio, eccolo qua il circo Tonio, vai Tonio.
Bravissimo, Madonna Tognin! E dopo nessuno che la sa mettere dentro, però. Lotta Si doti. equilibrio. C'è l'opportunità per il contropiede. Il presidente. L'arbitro non Fallo, avverte fallo, calcio di fallo. Ho regalato io un rigore stavolta, non potevo evitarlo. Questa volta l'allenatore ha detto al buon Pintus di fare la scivolata. Ha sbagliato, no, gol. Mito, ci salva dal baratro. Guarda che se la perdiamo, la qualificazione è ancora stra in bilico. Agi. La giocata nello spazio. No, ma che cazzo fa Marocco? Ma cos'ha? Si riparte con un fallo laterale. Nasdaq per Rocco. Rocco Bode. Oh! Bodelli 1-1. Bravo Rocco e bravo anche Nasdaq. Nel calcio di oggi riconquistare palla nella metà campo avversaria diventa fondamentale per costruire occasioni da gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Bel botta e risposta. Buon gol Ora del Bode. vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Si allunga e trova la palla. Bravo Cerca di mettere Tonio. un pallone Dai interessante l'1-2 in micidiale, aria. dai l'1-2 micidiale, dai l'1-2 micidiale, Si Rocco. libera alla grande. Dai l'1-2 micidiale. Mi Mi sono filato di tirare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Intercetta la No, rimessa Tonio, per vabbè. l'anticipo. Uomo del collo a punta. Tonio. Pallone dentro. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Dai ragazzuoli, dai. Ottima pressione la sua. Bravo Mauri. Palla recuperata. Dai Mauri. Dai Gulliver. Dai. No. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Anche l'Arcangelo sento poco. Il Venezia dà il calcio d'inizio del secondo Bode. tempo. Bode può far tutto il Bode. Può far tutto il Prosegue Bode. nella sua corsa. Passaggio intercettato. Passaggio in avanti. Gerva. Apicella, bravissimo Presi. Il Presi se ne va. Vada ad Agi. Cercano un modo per far breccia Agi alla difesa avversaria. per Rocco. Attenzione. Rocco Agi. Gioco. Agi Rocco. Provano a partire in velocità. Bravissimo Nasdaq. Agi ancora. Cerca spazio. Rocco fa un numero d'alta scuola. Rocco deve solo appoggiarla qua, però Rocco fa le cose strane, difficili, poi però si perde. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Miche. L'ampiezza del gioco la prende sembra 1-1. essere una caratteristica Non è la importante vittoria. della loro manovra. Sì, assolutamente. No, attenzione, attenzione. Ai, bravissimo Gerva. Unirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. L'arbitro lo chiama. Ammonito cartellino Agi. giallo. Si è ricordato Ok, grazie nonostante Paul, il grazie vantaggio. Mick. Bravo. Bravo Mito, dai veloce, dai veloce. Il Tonio. La Per Dinamo il Bode. Kiev sta portando un sacco Lento di il uomini Bode, in mezzo Gervasi. all'area. Sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. Bruttissimo, È una bruttissimo carta che buco. solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli Mauri. avversari che provano a dare il tutto per tutto. Mauri Farlo per il per periodi Bode. prolungati Prova a proprio lanciare può in maniera essere pericoloso. splendida. Barocco, ma era difficile. Grandissimo Bode. Prova il filtrato. Vai Rocco. Lancia Vai in Rocco, è tua. profondità. Attenti al tiro. Ma Dio poi, dai Rocco. Tra Rocco e Francone, due rincoglioniti in squadra abbiamo. Ma Questi dai. 1 contro 1 effettivamente si stanno facendo troppo frequenti. Devono fare più attenzione. Diciamo che sì, la miglior live sicuramente la volta questa sì, però almeno un assist l'hai fatto. Diciamo che la squadra che comunque si sta mangiando tanto, va a sta roba. Davvero provvidenziale. Cioè, va a sta roba, cioè, mangiarsi un gol così neanche nei peggiori stati.
Esce Rocco, però non entra Veneziano. Facciamo una pazzia. Proviamo, le proviamo tutte. Veneziano non posso metterlo in questa partita perché deve riprendere fiato per il campionato. Purtroppo non ho altri giocatori, Francone non si mette. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare, è lì a bordo campo. Occhio, occhio, bravissimo Gerva, dai Amedeo. Bello, fallo su Gai. punizione. Gai, l'Olimpo, a Gai basta l'Olimpo. Può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. Api, Mauri, Gai. Palla giocata alta sulla fascia. Gai bellissimo per Amedeo. Amedeo per Agi. Vai Bode, vai Bodelli. Un'altra conclusione. Peccato, va bene, va bene, va bene. E hanno sfiorato il gol. Vai Bode, qualcuno in mezzo. E ci abbracciamo. Mauri! Ma perché con quella pelata? Davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto molto vicino. Sto pareggio complica un po' le cose. Si avvicina alla porta. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è il fischio dell'arbitro e fa. Sì, adesso se mi butta fuori cancello tutto lo zoccolo duro. Sì, ma è l'errore di Rocco, però. Anche Rocco è entrato veramente nel circolo insieme a Francone. Fallo, fallo, Dio Cristo. Kiev dovrà quasi sicuramente dire addio al torneo. Sarà comunque dai rimesso Amedeo, in gioco. dai Amedeo, dai. Amedeo, buon numero di Amedeo che se ne va. Amedeo se ne va. Cerca la profondità sulla fascia. Pintus. Cross verso il centro. Niente, non riusciamo a sfondare in nessun modo. Agi la recupera bene. Agi, cioccolatino per il Bode. Oh! Doppietta del Body in Champions. Grandissimo assist di Agi. 2-1. Dai che è importante. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con Dai che mi ha freddezza. insegnato, Eyman. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Cerchiamo di tenere Pintus. Adesso devono solo gestire la situazione. E Ancora ancora un una volta cambio, mi sono sembra. andati in gol No, ancora sul due, finire della scusate. partita. Esce Ormai sono Eyman. diventati degli specialisti del gol all'ultimo minuto. Facciamo così, facciamo degli esperimenti, fotte sega di tutto. Esce Pintus. Ok. Pallone alto e lungo sulla fascia. Mincarelli ci saluta. Pochissimo tempo a Amedeo. disposizione. Qualche istante e sarà tutto finito. Vabbè, finita la partita, Prova quindi la non possiamo neanche giocata vedere dello Michelotto spazio. trequartista. Tognin, Tognin. Fallaccio Calcio su di Tognin. punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Brutto l'intervento, adesso è inevitabile. Sì, Giangrosso. Cartellino giallo per lui. Vediamo se il Bode si fa un triplettone Adesso storico. due giocatori ammoniti in questa gara. Vedremo se troveranno la porta con questa punizione. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Buon intervento difensivo. Come in Champions non ha fatto grandissime cose finora, non ha giocato tantissimo, però. Attenzione, Sidotti vuole il cross per zittire mamma mia. Mauri, l'apprendista. Cerca il passaggio profondo. E la difesa riesce Fischia. ad allontanare. Siamo a 6 minuti di recupero. Bene, grande 2-1, siamo quasi qualificati forse. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità. 8 il Bode, grande prestazione, grande anche l'assist di Agi. Teniamo duro. Mancano 2 partite per la Champions.
Siamo messi bene, siamo quasi qualificati, basta un punto in realtà per quella qualificazione. Venezia-Genoa. Grande Champions comunque in un girone abbordabile comunque. Per un po' ci sarà Gervasi titolare. Oh, la squadra è tornata a Picella, la morte di un uomo. Ok. Charmi. Ok, diamo spazio al Barto in questa. Ciao Mattia Meli. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Perché sul Cume è anche in forma, riposato. Venezia e Genoa. Agi per il Bode. Fallo. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Zincaro. Prova a scavalcare la difesa con il È una cosa un po' difficile Zincaro. Vedi, adesso abbiamo bisogno anche di Terence. Zincaro. Tiro troppo semplice per Perin. Sicuramente non una parata semplice. Si resta fino a gennaio chiaramente Mencarelli. Arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Vuole la profondità. Occhio. Riceve in ottima posizione. Pandev ci prova. Grande Charmi, Pintus. Agi. Terence. Veneziano lancia il Bode. Bravissimo Bode. Se ne va bene. Vai Bode. Vai Bode. Che roba è? No, vabbè, cioè. Difficile arrivare su un traversone del genere. Agi. Ha provato il numero. No, no. Riceve il passaggio. È buona, si gioca. Il campionato non possiamo più perdere punti, Alexandro. In cui c'è superiorità numerica, vanno sfruttate decisamente meglio. Terence. Madonna, che cacchio ha Terence? Andrea Bertolacci con il cross dalle tre quarti. Veneziano, anche Veneziano sbaglio atroce. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. No! Sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross. Che regalo. Poca velocità qui. Bravo Charmi. E dopo Zincaro lo lascia andare. Di riorganizzarsi. Terence. Pallone morbido verso la fascia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Terence. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la Cume, sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Il Cume comunque ha tirato la carretta tanti anni, adesso ha segnato sempre i suoi gol, però ci sta anche una pausetta. Palla recuperata. Ecco che parte il cross. No, Gervalido. Bartolucci. Non ci credo. Arriva per primo sulla palla nel gol. I campioni d'Italia sono allo scattafascio in campionato. Eccolo il gol. Vediamo se è un errore da attribuire a Bartolucci o al portiere. Del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Gervasi se lo perde, Bartolucci poteva fare un po' meglio, ma è anche Charmi. Questa stagione. Errorissimo di tutta la difesa, questa è la best fail, ricordiamolo. Sono passati in vantaggio, vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Male. L'Axalt. Palladino effettua un traversone della tre quarti. Palla in profondità sulla fascia. Siamo in grossissima difficoltà. Cerca cross in mezzo. Zincaro, Gervasi. Occhio che prova. Mamma mia. Vicinissimi al gol. È stata una questione di centimetri. Raga, adesso però basta sentire dualismi o robe, perché dobbiamo assolutamente vincerla questa, Gervasi fa un altro errore, anche Gervasi. Mamma mia, crisi nera, crisi nera. Prova con il tocco basso. Cross troppo lungo. Bartolucci salva la baracca, ma Tarat prova a saltare il centrocampo. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione.
Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Prova il filtrante. Il Cume, meno male che il Cume c'è. Bravo Cume, pareggia subito. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Ecco cosa succede a lasciare spazio in area. Finalmente un bel assist di Terence. Ma perché Bravo nessuno l'ha Cume. marcato? La difesa poteva fare molto meglio. Però non basta, Di raga. nuovo in parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Ah, porca puttana. Scusate. Ma io non voglio fare il cambio subito. Porca troia. Però ha fatto un bel assist. Spolli prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Giangrosso, bravissimo Grizzly. L'Axalt prova la giocata nello spazio. No, ancora, vabbè. Grande Charmy. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ancora, basta però. Mamma mia come stiamo soffrendo. È intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro. Come si soffre. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Giangrosso, Gervasi, Bartolucci, il Bode, dai Tonio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ancora dentro. Stiamo giocando, siamo proprio la squadra spaccata abbiamo, mamma mia. È stato un brivido per la squadra. Squadra spaccata e di parecchio anche. Terence ci prova. Palla allontanata senza troppi complimenti. Alexandro. C'è spazio per calciare. Primo tempo davvero interessante. Raga, ho bisogno di voi perché la squadra è letteralmente in difficoltà. Tutti i palloni hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Giangrosso. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Terence di testa, però arriva Nasdaq, bravo Nasdaq. Il Genoa non ha fatto bene. Niente, non ci sono idee. Finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Poche idee. L'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. È innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Pallone basso in aria. Fuori gioco. Guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Il Gelo la butta su. Pallone largo con eleganza. Che il Cume comunque non in condizione. Vuole la profondità. Occhio a Pellegri. Cerca la profondità sulla fascia. Bell'anticipo. No, Terence. Ciao Davide Tasca, lo zoccolo duro del canale. Bartolucci. Ditino, vai Ditino. Cercano di Ditino. mantenere le distanze Ditino. con prudenza, Ditino. sanno che gli avversari Ditino. puntano molto sugli inserimenti in velocità e Tognin. movimenti senza palla. Tognin. Basta un movimento o un passaggio riuscito. No, ma perché sti passaggi, Bode, ma Fare Cristo? attenzione a non sbilanciarsi troppo. Zincaro. Siamo arrivati al 60°. Agi. Il Zinc. Cerca spazio. Andrea Bertolacci. Allarga sulla fascia. Il Tonio, veneziano. La butta in mezzo. Malissimo. Come tra poco esce, proviamo Francone, vediamo. Scarlatti Franz.
Zincaro. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Pandev Che male che stiamo sta a segnare giocando, questa mamma mia. partita. Agi. Prova a verticalizzare. Il Cume. Il Cume le vede Terence benissimo. No! Ma Dio Cristo, ma basta. Ma siamo merde proprio. Tutti quanti. Il tentativo era ottimo. Esce Terence. Entra Amedeo Doni. Esce. Ed entra Gai. E mettiamo anche Francone. E speriamo. Gai capitano. Proviamoci. Vedo movimento a bordo campo. Sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Poi non possiamo permetterci di non vincere questo, se no il campionato è già a rischio. La calcia lontano. Il campione d'Italia si faccia una figura di merda. Ha visto il pericolo e è Gai. riuscito ad anticipare l'avversario. E Gai vede subito il piccolo Amedeo che ha una grande chance. Vai piccolo. Si libera la grande. Riesce Ma ad Dio santo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Il Genoa ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca Dai, di raga, sfruttare al massimo crediamoci i passi tutti laterali. insieme. In effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza Francone, del devi campo farti per perdonare disinibire la difesa avversaria 3 gol e creare inaccettabili pericoli partendo mangiati. dalle fasce con i cross. Il Gerva. Dio Cristo, Gerva, anche C'è spazio, occhio. No, no! Bartola salva. Vai Amedeo, Amedeo deve spaccare la partita con la sua velocità. Vai Amedeo. 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 Fa tutto Amedeo. Fa tutto Amedeo. Ma uno in mezzo. No, Francone, no. Che azione di Amedeo. Ma perché? Francone. Adrian Centurion. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. No, non ridere, Francone, porca miseria. C'è poco da ridere. Negli ultimi istanti di gioco. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva Nasdaq. aspettare ancora prima di Altro mettere il pareggio no, cross. cazzo. Bravissimo, ancora Amedeo, cambiato la partita, Amedeo sulla destra. Attenzione! Prova il cross tagliato. Neanche così, né alta né bassa, non so più come metterla. Pandev. Buona la sua Gervasi. Amedeo bravi. No, perché? Se la cava, la difesa allontana la palla. Non è più in chat però Amedeo, peccato. Gai. Qualcuno deve metterla, Tognin. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. No, Nasdaq così. Ma siamo proprio coglioni allora, però. Siamo proprio teste di cazzo tutti Ancora qua. una rimessa laterale. Amedeo. Amedeo, prendimi l'amore, ti prego. Bravo Amedeo. Dai Amedeo, Amedeo, Amedeo. Ma porca. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli... Malissimo, 11esimi, 15 punti, lontanissimi da tutto. Mamma mia, i campioni d'Italia in grossa sofferenza. Brutto pareggio, sì. Facciamo l'ultima e a nanna. Attenzione, ancora rotto Heyman dopo la super stagione con 1000 assist, dopo il gol che l'ha portato all'Olimpo. Solo disastri per Heyman, secondo infortunio stagionale. Mamma mia, veramente
Neyman. Chiudiamo con Venezia e Fiorentina la 11ª giornata. No, non ci sono parole, non ci sono parole. A questo punto adatto però Agi perché l'Arcangelo ancora non è pronto. E a Medea gli diamo una chance. Fuori 2 settimane, ancora più infortuni, sono piccoli infortuni però. Ma è per quello che giochi male, perché hai proprio problemi fisici. Francone ti do l'ultima chance, se la fai ti mando in prestito, te lo dico. Mettiamo il Duca. Mettiamo Sidoti, Bartolucci ha fatto buone cose ma anche qualche errore. Vai. Ragazzi, questa non si può non vincere. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Questa non si può. Francone la chance, no, sicuro va in prestito. Sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Venezia e Fiorentina. Occhio alla conclusione. Il Duca! Quando entra segna! Mamma mia, il Duca, che giocatore con 79 di overall! Mamma mia, questo è veramente un mito. Mamma mia, il Duca. Mamma mia, il Duca. Grandissimo Duca, grandissimo Duca. Scusate il suo cambio, scusate. Grandissimo Duca, mamma che Duca, mamma che Duca. No, Amedeo. Cioè, così intendi. Grande Amedeo. Cioè, grande Duca. Quando c'è bisogno di Duca. Ciao Bode, purtroppo è l'ultima partita. Astori, cazzo. La Fiorentina è semplicemente impressionante fuori casa, 5 vittorie nelle ultime 5 partite. Grandissimo Duca, come sempre il Duca la timbra. Segnalatelo in chat, Michelotto, se hai voglia. Dai Francone, c'è bisogno. Francone! Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Francone. Bravo Duca. Prova la giocata nello spazio. Sidoti. Ora cosa succederà? Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Cerca spazio. Oh, solo fa no. Di misura e trova bene il compagno. Mamma mia, meno male. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Agi. E hanno sfiorato il gol. Penso che sia stato troppo bello. No, ragazzi, mi ci avete tutti e due perché non ho cambi. Da quella posizione. Non rompete le palle, né Sidoti né Bartolucci. C'è il colpo di testa. Peccato. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Non gli è mancata la caparbietà, ma con 2 difensori addosso non poteva fare molto di più. Ma il Duca, ragazzi. Amedeo. Francone che si gioca tutto oggi. Francone. Amedeo. Ma ancora lui! Ancora assist di Amedeo, ancora il Duca! Che dire ragazzi, 79 di overall. Quando entra il Duca fa sempre qualcosa. Oggi ha fatto 2 gol. Non c'è che dire, un gran gol. Grandissimo cross di Amedeo. E il Duca fa veramente un gran gol. Questo è da best anche. 2-0 dunque. Ragazzi, segnatelo, la doppietta del Duca. Segna Michelotto, segnalo perché se lo merita. E il tocco è verso il portiere. Cristiano Biraghi. De Duc. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. L'uomo della provvidenza. Questa è la live del Duca.
cerchiamo di vincerla, però siamo indietro. I campioni d'Italia quest'anno stanno giocando, non diciamo... Trova il compagno in No, ottima posizione. bravo Api. Rodolfo Valentino. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Dai Kaiser, dai che ti sei mangiato l'impossibile in sta live. Il Kaiser, anche veneziano comunque non era in una forma strepitosa. Bode buono, con 2 gol anche in Champions. Rocco, così. Saponara. Ottima la parata del portiere. E il piccolo Bode. Ha tirato giù la saracinese. Bello come il sole di giorno. Harry Bode, il prigioniero del Cume. Un nuovo libro al cinema. No, a gamba. Raga, un po' di concentrazione però. Palla larga in profondità. Bravo Gerva che però dopo non la riesce a prendere. Da lì può segnare la conclusione. Zincaro. Agi. Cosa fa Francone? Amedeo. E trova il compagno. Come un po' in difficoltà. Amedeo fa un numero d'alta scuola. Mamma mia, era proprio un brutto cross. Sì, il Bode, ragazzi, ormai è una macchina da guerra. Non vedo l'ora così poi quando la super paga mi fa tanti bei regalini, ancora di più di quelli che mi ha già fatto. Io non dovrò più fare niente, sarò un mantenuto dal Bode. Attenzione. Bel pallone. E la palla viene respinta. Agi la recupera. Prova il tiro. Agi! Fuori di molto. Tiro davvero da dimenticare. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Francone. Il Cume stop non bellissimo. Agi recupera. Api molto bene. Agi, il piccolo Amedeo scatenato adesso. Prova la giocata nello spazio. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Astoria, sì, concordo. Si libera la grande. Cristiano Biraghi la mette sulla fascia. Bravo Gerva. Mito la butta su. Buon primo tempo. E il primo tempo finisce qui. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità evidente. Si riparte per il secondo. Raga, stiamo attenti, teniamo il risultato. Sana prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. No, Saponara, attenzione a Saponara. Se ne va. Prova il tiro. Il portiere si bravo oppone. Mito. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande Agi la butta su per Amedeo, uno dei migliori in campo quest'oggi. Amedeo. Sembrano proprio più determinati in Amedeo. questo tempo. Ora il gol potrebbe Amedeo, il piccolo Amedeo. Mamma mia. Se la sono cavata per un soffio. Cristiano Biraghi prova a metterla subito in aria. La Fiorentina ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, soprattutto dal punto di vista tattico. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato Dai che roba nostra, si ferma invece. Cambiando la strategia al momento giusto e mettendo in campo una squadra diversa che è stata capace di fare la differenza. Amedeo si è dopato e può essere. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli Il avversari. Duca, grandissimo Duca, chiaramente è il man of the match. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. No, questa è brutta. Simeone gol. Simeone non segna neanche qua. Hanno ragione a essere cauti. Presidente. Lungo passaggio in avanti. Amedeo per Veneziano, bravissimo. Cume per Francone. Prova a saltare il centrocampo. Scrivete comunque, buona Michelotto, sei tu, diciamo, il public relation.
Grande prestazione di Amedeo nel finale con assist Verso il centro. e ottime cose. No, gol, incredibile. Gol di Chiesa mi Con sembra. questo gol rientrano decisamente in partita. No, Zeccaria, sta azzeccato Un cross proprio. perfetto. Non poteva Note sbagliare. Bode. C'era scritto basta spingere. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran Dobbiamo colpo stare di attenti testa. adesso. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Stiamo attenti, raga. Saponara. Prova No, no, spazio. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Notte vecchio mio, notte piccolo Paolo, ci sentiamo. Vediamoci giovedì o venerdì, se voi ci troviamo tutti insieme a fare un po' di sesso. Allora. Esce Francone che onestamente mi ha deluso. Entra Michelotto che c'è un po' più di rocciosità, come si suol dire. E mettiamo Bartolucci perché si doti veramente molto. Ecco il Duca, ragazzi, eccolo qua dopo 2 gol. Rimessa laterale. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Grande Duca. Lo so, Duca, lo so. La squadra però è a pezzi. No, dormiamo tutti. C'è spazio per calciare. Mamma, no, ma tutti che l'hanno guardata, però vediamo chi l'ha guardata. Michelotto, Bartolucci, Conclusione Api fuori e di Gervasi. soffio. Peccato per lui, il tentativo era ottimo. Bruttissima stazione, veramente orrenda. Api sbaglia. Pintus. Amedeo. Agi. Partita che Amedeo potrebbe ancora essere ci una prova. svolta. Amedeo lo dà a Sì, ma Nasdaq sono ancora in stavolta. vantaggio, Nasdaq, non devono Nasdaq. farsi prendere dal panico. E anche E il cross Cume attraverso Cume l'area segna di senza testa, sono dolori. Amedeo che comunque è bassissimo, ma riesce comunque a fare Ottima qualcosa. pressione la sua. Palla recuperata. Palla Api adesso intercettata. la recupera Ottimo bene il suo Amedeo, senso della Amedeo, posizione. Amedeo. Amedeo se ne va. Cerca la Amedeo lo dà ad Agi, Agi posizione. vuole il cioccolatino per il Cume, invece no, è scordinato. Purtroppo si è scordinato prima del cross. Palla persa. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Non possiamo mangiarci sta Cristiano qua Biraghi. perché c'è l'ultima Cerca la chance di, profondità. insomma, di rientrare, tra virgolette. È ancora lungo il campionato, però. Si allunga e trova la palla. Dai. Ancora Amedeo, madonna come sta giocando oggi Amedeo. Si è drogato Lame. L'avversario, dunque punizione. Pintus. Api no, sti errori Michelotto, bravo. Decidono di giocarla all'indietro. Gervasi. Agi. Effettua un cross Agi, dalla bravissimo. tre quarti. Il Bode un po' lento. Cristiano Biraghi. Bravissimo Agi, dai Agi. Prova a fare Dai, tutto chiudimela tu. Attenzione, siamo in zona Non ci credo, pericolosa. peccato. Il Cume. Ottimo intervento. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti Bartolucci in sperati. qualche modo. Il Duca Pelli Duca, bravissimo. Alexandro veniva nella splendida. Amedeo, proprio per Agi. Agi chiaramente non ha minimamente paura di perdere il posto. Agi è così, cioè Agi non rispetta il prossimo. Agi è lui, il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Lui è Agi, il trombatore seriale. Gervasi, siamo al 90esimo, ti prego teniamola. No. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Barto però. Bravo Barto che dà Fallo è fastidio e anche fallo, piuttosto si sa evidente per la dove. verità. Pallone alto e lungo sulla No fascia. adesso. Cross di Saponara. Bravo Mito. Buona scelta di tempo dell'estremo Dai, chiudiamo con una vittoria, Picella. Yes. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. L'abbiamo fatta. Certo, andare in gol con il primo tiro in porta Bravo sicuramente Duca che facilita man of il the compito match. di una squadra che deve vincere. Man of the La match, rete il ha dato Duca loro con un coraggio, 8. sicurezza, però sono stati bravi a tenere la concentrazione per tutti. Buono. Piano piano c'è una risalita da 18 punti a 26. Siamo un po' indietro. Ma abbiamo tutto il tempo per recuperare, insomma, dai.
Meno male. Alexandro mi sta diventando un drogato. Prossima proprio contro il Napoli, ragazzi, da vincere assolutamente. Ma questa è un'altra storia. Ah, già pupillo Amedeo, dopo poco. Grande Ducone. Raga, che dire, un saluto dal commendone veneziano. Salviamo tutto. Ragazzi, no, vi lascio con una frase molto importante. Ma Agi non scherza mai, o Eyman scherza sempre, o Michelotto ci prova con tutte, o il Cume è curioso. Questa è un'altra storia. Buonanotte ragazzi. Ciao!